sempre a lavoro e famiglia, tutte le mie storie, sì. Sorridente, qualunque roba che domandavo era sempre pronta. Solare, gentile, disponibile. È questo il ritratto disegnato da chi, Ombretta Castellani, 50 anni tra pochi giorni, l'ha conosciuta e amata. Infermiera fino al 2021 all'ospedale San Camillo a Treviso, città di cui era originaria, si è poi dedicata al lavoro autonomo, sempre nell'ambito infermieristico, passando per la casa di cure e lavorando per alcuni dottori della zona. Ombretta al tempo del Covid si era dedicata anche alle vaccinazioni, sempre predisposta ad aiutare gli altri, come racconta la sua vicina di casa, Marisa. Ombretta infatti aveva aiutato la sorella gemella della signora con delle iniezioni che avrebbero richiesto l'aiuto di un medico quotidianamente. Faceva queste iniezioni che sennò gli aveva un medico, hai capito? Lei era infermiera, brava. Un dramma quello accaduto nella casa di Via Erbe a Roncade che i parenti e i vicini non riescono tuttora a spiegarsi. Ombretta aveva raggiunto la legnaia per andare a prendere i cocci per accendere il camino, gesto che era solita fare, ma quel pomeriggio qualcosa è andato storto. La cesta di legna è caduta travolgendo la donna. Attirata dal botto provocato dalla caduta sul posto è accorsa la suocera trovando la nuora stesa a terra, priva di vita. Siamo restati, non ho mai dormito stanotte, perché così. Non so neanche come, perché come ha fatto a cadere quella catasta che hanno tirato giù, non so, non saprei. Non si danno pace i vicini e i parenti il giorno dopo la tragedia. Ombretta era molto conosciuta a Biancade, frazione in cui viveva. La famiglia infatti è molto attiva nel volontariato del paese, come racconta la sindaca di Roncade. Conoscendoli anche trovavo proprio necessario anche per me, ma soprattutto per loro, di rappresentare anche fisicamente la vicinanza di tutta la realtà di Roncade, di tutte le persone che l'hanno conosciuta, perché era veramente una persona splendida. Nella sua professione di infermiera è sempre stata dedita agli altri ed è sempre stata stimata per il modo con cui lo faceva, ma è stimata da tutta la comunità per il modo con cui si poneva e cui si pongono anche i suoi figli e i suoi familiari.